Di nuovo buongiorno, ben trovati a una nuova edizione del nostro telegiornale. Un centinaio di studenti ha partecipato questa mattina alla manifestazione indetta a una settimana dalla morte di Lorenzo Parelli, rimasto tragicamente ucciso nel suo ultimo giorno di stage. Ci racconta tutto Isabella Gregorato. Mi trovo a Udine in piazza Primo Maggio, dove fino a un'ora e mezza fa, un paio di ore fa, si è svolta una manifestazione, non è scuola, non è lavoro, una manifestazione che si è svolta contemporaneamente in tutte le piazze italiane. Un'iniziativa a sostegno di Lorenzo Parelli, a sostegno della sua famiglia, dei suoi amici, un'occasione per affrontare tematiche scottanti, tematiche importanti che riguardano soprattutto la sicurezza a scuola, la sicurezza nel mondo del lavoro. Alle mie spalle, vedete, c'è ancora qualche capannello di persone. Di scuola lavoro non si può morire, è uno dei tanti slogan che hanno accompagnato la manifestazione di oggi. E ricordiamo che diverse realtà studentesche friulane hanno deciso appunto di scendere in piazza. Oggi la manifestazione si è svolta in tutta sicurezza, in tutta tranquillità, e hanno partecipato qui in piazza Primo Maggio anche rappresentanti di movimenti studenteschi provenienti pure da fuori regione. Nel corso della rubrica della quotidiana A voi la linea, che comincerà alle 12:45, vi proporremo una serie di interviste che abbiamo realizzato qui in piazza Primo Maggio questa mattina. Grazie allora e a più tardi Isabella Gregorato. Intanto oggi sarà effettuata l'autopsia sul corpo di Lorenzo Parelli. Ricordiamo che la Procura di Udine ha iscritto 2 persone nel registro degli indagati per l'incidente mortale avvenuto una settimana fa nello stabilimento di Lauzacco. Una variante più contagiosa ma meno aggressiva. I dati del sequenziamento in Friuli Venezia Giulia confermano la predominanza della variante Omicron, ma gli specialisti a questo punto parlano di luce in fondo al tunnel. La variante Omicron è diventata di gran lunga dominante in Friuli Venezia Giulia, con una prevalenza, secondo il sequenziamento effettuato dai laboratori della struttura complessa di igiene e sanità pubblica dell'ospedale maggiore di Trieste, del 90%. Il periodo di riferimento è quello delle 6 settimane comprese tra il 13 dicembre e il 23 gennaio. Omicron si attesta all'89% a Gorizia, al 98% a Pordenone, al 95% a Trieste e al 90% a Udine. Una variante che, secondo il professor Pierlanfranco D'Agaro, direttore del laboratorio che si sta occupando del sequenziamento, è meno aggressiva della Delta. Questa variante Omicron, se si conferma anche nelle valutazioni che si stanno facendo a livello di reparti ospedalieri, è meno impattante rispetto alla variante Delta. Presupposti questi che fanno ben sperare per il futuro. Si può parlare di luce in fondo al tunnel, cioè questa diminuzione dell'incidenza che si comincia a registrare un po' dappertutto a livello nazionale, potrebbe preludere a una possibile normalizzazione nella primavera. E anche secondo le rilevazioni di Fondazione Gimbe il picco dei contagi potrebbe essere superato in Friuli Venezia Giulia. Dopo 13 settimane consecutive di aumento dei contagi da Covid-19, gli ultimi 7 giorni hanno visto un'inversione della curva con una flessione a livello nazionale del 3,7%, confermata anche in Friuli Venezia Giulia. Per quanto riguarda gli ospedali, aumentano del 3% i ricoveri in area medica, mentre diminuiscono dell'1,4% quelli in terapia intensiva. Nella nostra regione il dato è stabile per le terapie intensive, 24%, mentre in leggero aumento per quanto riguarda gli altri reparti, dove l'occupazione è salita dal 34 al 37%. Aumenta in regione anche il numero dei casi attualmente positivi ogni 100.000 abitanti, passati da 4.270 a 5.240. A livello nazionale i decessi sono aumentati dell'1,2% in una settimana.
È quanto emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe per la settimana 19-25 gennaio. A calare è il numero dei tamponi totali effettuati in Italia. Dopo l'impennata delle settimane passate si registra un calo del 4,5%. In 51 province italiane, tutte quelle del Friuli Venezia Giulia, l'incidenza di nuovi casi supera i 2.000 per 100.000 abitanti. A Pordenone sono 2.918, a Udine 2.436, a Trieste 2.363 e a Gorizia 2.303. La Fondazione Gimbe giudica positivamente il superamento del sistema dei colori e anche la sospensione del contact tracing, considerando che con l'incidenza elevata causata da Omicron non è sostenibile né aiuta a rallentare la crescita dei casi. Sul fronte della campagna vaccinale, infine, nella settimana 19-25 gennaio si registra un crollo di oltre il 30% dei nuovi vaccinati. In Friuli Venezia Giulia la media dei cittadini che hanno completato il ciclo è del 79,1%, in linea con quella nazionale. Si riduce anche il divario rispetto alla terza dose, 76,4% in Friuli Venezia Giulia contro il 78,8% in Italia. Ieri in Regione intanto sono emersi 5.080 nuovi contagi a fronte di poco più di 34.300 tamponi effettuati. 108 casi sono stati rilevati tra i dipendenti del sistema sanitario regionale, una settantina tra pazienti e personale delle case di riposo. In terapia intensiva sono ricoverate 41 persone, diminuiscono i pazienti in altri reparti, 475. Aumenta ancora il numero di persone in isolamento che supera per la prima volta quota 65.000. Ieri sono stati 11 i decessi, tra questi quello di un 67enne di Pasiano di Pordenone. Il trasporto pubblico locale è in grande difficoltà in Regione a causa delle assenze degli autisti che arrivano a un 17% a livello regionale con 1 migliaio di corse soppresse. Tra sospensioni, quarantene e malattie sono 284 gli autisti assenti su quasi 1400, il 17% in regione, e oltre 900 le corse tagliate. Sono questi i numeri che fotografano la situazione di criticità del trasporto pubblico locale, illustrati in quarta commissione dall'assessore regionale Graziano Pizzimenti, che ha sottolineato comunque l'impegno nel garantire il servizio scolastico. Sono dati importanti sia dal punto di vista del numero, ma anche degli autisti che mancano e soprattutto delle corse che vengono soppresse. Si parla di oltre 900 corse al giorno soppresse tra urbano e extraurbano e quindi ovviamente con grandi difficoltà per l'utenza. Noi abbiamo preso 137 bus in più, che sono tutti quelli che esistevano in regione e quelli che sono fuori dalle regioni limitrofe, tutte quelle che abbiamo potuto prendere le abbiamo prese. Avevamo messo e li abbiamo messi da settembre, quindi con un numero decisamente superiore alle necessità di settembre, perché immaginavamo che magari potessero, tant'è che anche adesso che ci sono delle difficoltà maggiori non sono ancora sufficienti. Purtroppo più di così non possiamo fare, non ci sono né autisti né bus, quindi questo abbiamo e questo abbiamo provato. Va leggermente meglio sul fronte ferroviario, dove su 171 macchinisti si registrano 17 assenze con 41 corse soppresse. In commissione, Pizzimenti ha anche precisato che un primo provvedimento statale all'interno dello schema del decreto Sostegni-ter stanzia 80 milioni per i primi 3 mesi dell'anno, risorse certamente non sufficienti ad assicurare completa copertura. Secondo le previsioni dell'Ufficio Studi di Confindustria Udine, l'economia regionale dovrebbe continuare a crescere. La stima prevede un PIL con il segno positivo nei prossimi 3 anni, così come un aumento dei consumi, dell'occupazione e degli investimenti, a patto che lo scenario pandemico e geopolitico non sconvolga i piani. L'economia friulana guarda al futuro con un certo ottimismo, nonostante le criticità del momento. Dopo il rimbalzo registrato nel 2021, più 6,6%, il tessuto produttivo regionale dovrebbe continuare ad aumentare, secondo le analisi dell'Ufficio Studi di Confindustria Udine su dati Prometeia, del 3,8% nel 2022, del 2,8% nel 2023 e dell'1,9% nel 2024. Lo scenario esposto è basato sulle ipotesi che i nuovi contagi della pandemia raggiungano il picco nel primo trimestre dell'anno in corso, che le condizioni monetarie e finanziarie rimangano favorevoli e che prosegua la ripresa del commercio mondiale. Il prodotto interno lordo dovrebbe tornare così ad espandersi in misura sostenuta dalla primavera, così come i consumi, al momento al palo per i rincari dei beni e dell'energia, che dovrebbero crescere del 4,9% quest'anno e del 3,8% nel 2023. Gli investimenti hanno recuperato il crollo del 2020 già nella prima parte dello scorso anno, più 18,6%,
6%, grazie anche alla forte espansione del comparto delle costruzioni. La previsione è di un più 9,6% nel 2022 e del 6,2% nel 2023. Segno più previsto nel 2022 anche per le esportazioni, più 4,9% e l'occupazione. Il quadro previsionale, secondo Confindustria Udine, resta in ogni caso incerto. Pandemia, inflazione e scenario geopolitico internazionale potrebbero sconvolgere le previsioni. Sono cominciate poco dopo le 11 le operazioni di voto per il quinto scrutinio per l'elezione del Presidente della Repubblica e al termine di questa, se non si dovesse trovare un nome comune, si è deciso di effettuare una seconda votazione. Il centrodestra di Matteo Salvini e Giorgia Meloni ha deciso di puntare su Maria Elisabetta Alberti Casellati, attuale Presidente del Senato e seconda carica dello Stato, ma il centrosinistra e i 5 Stelle hanno rifiutato la proposta, minacciando ripercussioni sul governo se la Casellati dovesse essere alla fine eletta. Per questo scrutinio sono sufficienti 505 voti. Finora il nome che più si è avvicinato a questa cifra è stato quello di Sergio Mattarella, ieri con 166 preferenze. Un cittadino bulgaro di 37 anni è stato arrestato a Gorizia per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Gli operatori della Polizia di Frontiera hanno ammanettato il passeur dopo essere riusciti a intercettare un veicolo segnalato all'ex valico di San Pietro in via Vittorio Veneto. All'interno dell'auto c'erano 6 cittadini turchi, oltre all'autista. Gli stessi turchi, dopo essere stati rifocillati e visitati seguendo i protocolli anti-Covid, hanno dichiarato di essere stati prelevati in Croazia per poi essere caricati dal cittadino bulgaro che doveva trasportarli in Francia. Dopo l'identificazione e le indagini, il passore è stato accompagnato in casa circondariale. Il Tribunale di Gorizia ha convalidato l'arresto disponendo la misura del divieto di dimora in Friuli Venezia Giulia. E sempre nel Goriziano, mercoledì scorso sono stati rintracciati e identificati altri 5 cittadini stranieri durante l'attività di monitoraggio della Polfer nelle stazioni ferroviarie di tutto il territorio regionale. 2 dei 5 sono stati denunciati per soggiorno e ingresso illegale nel territorio nazionale. È tutto per questa edizione, tra poco vi ricordo l'appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per l'attenzione, arrivederci.